Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. I carabinieri di Venezia nei giorni scorsi hanno svolto uno specifico servizio con il supporto dell'ARPA Veneto e del Comune di Venezia, al termine del quale è stato denunciato un giovane imprenditore originario della zona per aver realizzato un cantiere navale abusivo in laguna. Nello specifico su un'isola della laguna appunto i militari hanno sorpreso l'uomo all'interno di una tensostruttura risultata priva dei relativi permessi edilizi e paesaggistici, dove aveva allestito un cantiere navale comprensivo di utensili e macchinari. All'interno della struttura, risultata priva delle prescritte autorizzazioni amministrative, è stata rinvenuta un'imbarcazione in legno in fase di costruzione, macchinari vari da cantiere, nonché cumuli di rifiuti speciali esposti permanentemente all'azione degli agenti atmosferici. L'attività è stata quindi immediatamente interrotta e contestualmente si è proceduto al sequestro dell'intera area e della barca. Va rafforzata la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, a partire da quelli bilaterali sulla sicurezza costituiti tra le parti sociali. La CISL Venezia chiede con forza che si convochi l'Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro, istituito con il protocollo siglato in prefettura a Venezia lo scorso luglio. Questa è la richiesta della segreteria della CISL Venezia all'indomani dell'ennesima tragedia verificatasi sui cantieri italiani. Quanto successo all'Esselunga di Firenze, continua la segreteria della CISL Venezia, merita innanzitutto una grande vicinanza alle famiglie e di chi ha perso la vita da parte di tutto il mondo del lavoro e del sindacato. Allo stesso tempo, per la CISL Venezia, non ci si deve assuefare e rassegnare a quanto avvenuto e avviene purtroppo ogni giorno anche sul nostro territorio. Cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Jesolo ha ricevuto il nuovo kit Plastic Free. Il comune di Jesolo è stato infatti inserito anche quest'anno nella speciale lista di enti locali impegnati per la lotta all'abbandono di rifiuti, la riduzione dell'uso della plastica e una sensibilizzazione del suo utilizzo. Il nuovo kit è stato consegnato dal referente locale dell'organizzazione, Francesco Pistollato, che ha incontrato il sindaco Christopher Dezzotti e l'assessore all'ambiente Martina Borin. L'incontro precede la cerimonia ufficiale di premiazione dei comuni Plastic Free, che quest'anno si svolgerà sabato 9 marzo a Milano presso il Teatro Carcano. In quell'occasione sarà reso noto quante tartarughe sono state assegnate a Jesolo, 1, 2 o 3. Apriamo ora la pagina della cultura e degli spettacoli. Venerdì 23 febbraio alle ore 19:30 l'auditorium del Centro Culturale Candiani del settore cultura del Comune di Venezia sarà palcoscenico di un nuovo appuntamento di Sei suonato stagione giovane. La segna musicale proposta da Amici della Musica è inserita nel palinsesto delle città in festa. Federico Zaltron al violino e il Duved Dunajewski Hot 4 proporranno canzoni e brani musicali della tradizione jazz da ballo nordamericana degli anni 20 e 30. Per questa occasione saranno accompagnati da due grandi talenti italiani, Martino De Franceschi e Gian Giacomo Rosso. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Toniolo. Nella mattinata i musicisti incontreranno gli studenti presso il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.